Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. Il Consiglio regionale ritrova la compattezza e il decreto del governo in tentativo di colonizzare la Calabria. In Calabria sono 3.299 le domande presentate per diventare navigator, a Cosenza 1.500 candidati per 60 posti. In Calabria ci sono 150 viadotti che sono senza gestore, la denuncia del consigliere Guccione che presenta un'interrogazione al governatore Oliverio. La Calabria in prima fila per la lotta alla ludopatia, il presidente dell'Anti-'Ndrangheta Bova, e come la droga va combattuta da tutti. Scende dall'auto e viene travolto da un autocarro nei pressi dello svincolo di Pizzo. L'uomo, il 73enne, si era fermato per un guasto al mezzo sul quale viaggiava. Domani si torna in campo in Serie B, il Cosenza ospita il Venezia al Marulla, il Crotone il Benevento. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il Consiglio regionale ritrova la compattezza, il decreto del governo sulla sanità è un tentativo di colonizzare la Calabria. Il governatore Oliverio rincara le accuse e non si affrontano, dice, i veri problemi della sanità calabrese. Intanto proprio oggi il presidente Mattarella ha firmato il decreto Calabria. Ieri il documento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale contro il decreto sanità. Oggi il governatore Oliverio rincara le accuse contro il governo nazionale. Con il decreto approvato in Calabria, dice Oliverio, non si affrontano i veri problemi della sanità calabrese, come il problema dello sblocco delle assunzioni necessario per garantire l'EA. In questo decreto non c'è nulla che interessi appunto i servizi sanitari, c'è solo un'operazione di estensione dell'occupazione del potere e si prevedono aumenti delle indennità dei manager di 50.000 euro che comporteranno appunto i manager ad avere oltre 200.000 euro di indennità a fine anno, e con indennizi anche per missioni, spese varie di ulteriori 20.000 euro. Per il governatore c'è una grave mortificazione delle professionalità calabresi, assurda, sottolinea la relazione che accompagna il decreto. Praticamente si fa perché appunto si dice espressamente e sfacciatamente che non essendoci le condizioni professionali e ambientali in Calabria, quindi cioè un colpo anche alle professionalità calabresi, bisogna ricorrere all'esterno della Calabria. C'è una cosa assolutamente inaccettabile e priva di, anche perché io mi sarei aspettato risposte, provvedimenti, investimenti sui servizi sanitari per potenziare i servizi sanitari e non già per operazioni di questa natura. E intanto proprio oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Calabria, il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri durante la riunione a Reggio Calabria. Sempre per la sanità, bloccata dalla direttiva del generale Cotticelli l'assunzione di 3 avvocati all'ASP di Cosenza. Intanto è stato formalizzato il blocco del turnover. Negli ospedali si potrà assumere solo per l'emergenza urgenza. L'ASP di Cosenza, come vi avevamo anticipato, voleva assumere degli avvocati. Pare che in 3 già da ieri si aspettassero di entrare a far parte dell'ufficio legale di Via Limena. La priorità nel palazzo dell'azienda sanitaria provinciale, da cui dipendono ospedali come quello di Castrovillari, dove nei giorni scorsi è stata forte la protesta per la mancanza dei medici in pediatria e dove il reparto di ortopedia è in grosse difficoltà, o Corigliano Rossano, che soffre gli stessi mali nelle corsie per la carenza di camici bianchi, nosocomi che quotidianamente lottano per garantire i livelli essenziali di assistenza, chiedendo assunzioni di personale. Invece no, per gli esperti del settore le emergenze sarebbero altre, assunzioni sì, ma di legali, probabilmente per i contenziosi che evidentemente non mancano. I documenti già sulla scrivania del commissario dell'ASP Bruzia, pronti per la firma, non saranno vidimati. La direttiva del generale Cotticelli vieta la stipula di contratti di assunzione senza l'autorizzazione del commissario ad acta, cioè senza il placet del generale, per il quale c'è una sola necessità toccata con mano nelle viste dei reparti sguarniti di personale sanitario. Insomma, all'ASP di Cosenza nulla di fatto per gli avvocati. Arriveranno i medici allora? Non proprio. La notizia non buona è anche questa, anticipata
registrata nei nostri TG è che da ieri è stato formalizzato il blocco del turnover. Significa un nuovo stop alle assunzioni. La direttiva del generale Cotticelli riguarda anche le graduatorie. I manager potranno assumere solo personale ospedaliero in carico ai reparti afferenti, così è scritto nel documento, il settore dell'emergenza urgenza. Un ginepraio di conti continuamente in rosso, la sanità calabrese, debiti che purtroppo continuano a pagare i cittadini bisognosi di cure. In attesa degli effetti del decreto speciale annunciato dal governo a Reggio, negli ospedali calabresi si continua a lavorare con grande sacrificio, quel lavoro duro di medici e infermieri con turni infernali, a volte sprovviste del necessario, che restano nella trincea, lontano, forse non ascoltati da quella politica sanitaria che decide i destini di un settore delicatissimo e bistrattato da anni. In Calabria sono 3.299 le domande presentate per diventare navigator, a Cosenza 1.500 candidati per 60 posti, c'è tempo fino al prossimo 8 maggio per presentare le domande. In tutta Italia sono 38.082 candidati per i 3.000 posti da navigator. I dati resi noti da ANPAL Servizi sono aggiornati al 30 aprile. Il navigator, lo ricordiamo, avrà il compito di assistere tecnicamente i centri per l'impiego nella guida verso l'occupazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 maggio per presentare la propria candidatura, ma è già boom di richieste. In Calabria ad oggi sono arrivate 3.299 domande. A Cosenza ci sono già 1.500 candidati per 60 posti di navigator, seguita da Reggio Calabria con 910 domande e Catanzaro con 555 candidati, Crotone 201 e infine Vibo con 132 domande. A livello territoriale il maggior numero di richieste per la selezione di coloro che guideranno e assisteranno chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione è arrivato dalla Campania, seguono Sicilia, Lazio, Puglia e Calabria. Un esercito di aspiranti navigator, dunque laureati che sperano di superare la selezione ed essere contrattualizzati con un compenso annuo di 30.983 euro, compresi i rimborsi spesa. In Calabria ci sono 150 viadotti che sono senza gestore. La denuncia è del consigliere Guccione. Sentiamo. Gestori di viadotti cercasi. In Italia ben 1425 viadotti sono senza proprietario e di questi 150 si trovano in Calabria. L'elenco, redatto già 2 anni fa dall'ex amministratore delegato dell'ANAS Gianni Armani, che avviò un censimento dei ponti, ma ad oggi nessuno sa se in questi anni sia stata effettuata una manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. Oggi sull'argomento si sofferma il consigliere regionale Carlo Guccione, che ha presentato un'interrogazione al presidente Mario Oliverio per chiedere delucidazioni su questi ponti attenzionati speciali e in particolare sul viadotto Cannavino. Caduta di calcinacci, blocchi di cemento a rischio, barre di ferro in vista e completamente rotte. La situazione è allarmante, sostiene il consigliere Guccione, considerando che molti ponti hanno superato la durata di vita per la quale sono stati progettati. Sotto la lente di ingrandimento ormai da tempo c'è il Cannavino sulla statale 107, ma sostiene Guccione la situazione di altri viadotti non è rosea, ad esempio il cavalcavia sulla statale 106 che collega lo scalo della Marina di Schiavonea, sulla 2 il viadotto Ruiz e il viadotto Stupino, che hanno ormai raggiunto la fine del loro ciclo vitale, solo per citarne qualcuno. Il consigliere regionale, attraverso l'interrogazione, chiede al presidente Oliverio se non intende informare il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS per i ponti che sono risultati senza un proprietario gestore identificato ed inoltre, per quanto riguarda il Cannavino, chiede quali iniziative urgenti la Regione intende adottare per fare in modo che vengano eseguiti in maniera celere e puntuale i lavori, avendo garanzie dal Governo nazionale e dall'ANAS per evitare un prolungamento dei tempi di chiusura della statale, proponendo agevolazioni ed esenzioni fiscali per le attività commerciali, imprenditoriali e agricole della zona, in modo da alleviare il grave danno economico che saranno costretti a subire durante il periodo della durata dei lavori. Infine Guccione chiede l'attivazione di un tavolo tecnico in prefettura per monitorare e avere le dovute garanzie sul rispetto del cronoprogramma dei lavori, evitando slittamenti di chiusura dei cantieri.
Turismo in Calabria, Soverato, imprenditori, associazioni di categorie e istituzioni insieme per definire le strategie di sviluppo del territorio. E tra le mete turistiche più ambite in Calabria non è un caso che si sia voluto parlare di turismo a Soverato nel Catanzarese. L'occasione è l'insediamento della delegazione sviluppo di Confcommercio che avrà un ruolo attivo. Si occuperà dello sviluppo del nostro brand, quindi di Calabria Centrale, sono le 3 province, Catanzaro, Crotone e Vibo, e questa è la delegazione che si occuperà dello sviluppo del comprensorio e del territorio. Sostanzialmente Soverato è un territorio particolarmente favorevole, che va con il vento in poppa per ciò che attiene le dinamiche turistiche, economiche e commerciali. Però raccordandolo ancora meglio con quello che sono i territori che vanno giù nel Basso Ionio fino a Guardavalle o nelle Preserre, può Soverato da un lato e gli altri territori immaginare una progettualità e una programmazione comune che possono realmente fare di tutta quest'area un'area di sviluppo. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come in Calabria manchi una strategia turistica regionale. Necessita dunque che per invertire la rotta e creare sviluppo i territori diventino protagonisti attraverso una vera e propria alleanza con i sindaci, gli imprenditori, le forze dell'ordine. Si sta delineando quello che è un vero e proprio incontro per gli stati generali dell'economia e dello sviluppo commerciale e turistico. Nel Soveratese incisiva l'esperienza dei GAL. Tante altre iniziative stanno nascendo di combinare una cucina saporita e tipica della nostra produzione attraverso la produzione dei nostri giovani imprenditori agricoli professionali, attraverso la trasformazione dei nuovi cuochi dell'alberghiero, abbinarli alla bellezza dei nostri luoghi e dei nostri borghi. È una richiesta sempre più insistente, il mercato che spinge verso questa direzione, gli ospiti preferiscono periodi di stagionalizzazione come questi periodi di ponti di aprile, di Pasqua e del 1° maggio, dove noi offriamo qualcosa che non possono trovare in altri posti. Parliamo adesso di ludopatia, le parole del Presidente della Commissione Anti-'Ndrangheta Bova, che dice come la droga va combattuta da tutti. Si chiama Mettiamoci in gioco, uno slot day ed una campagna rivolta ai giocatori, agli imprenditori, alla politica, agli operatori dei servizi sanitari, ma anche ai mass media. In Calabria la ludopatia fa il paio con il malaffare, perché gli interessi delle cosche si sono sempre più estesi al gioco d'azzardo e alle slot. Ecco perché nasce questo evento che ha l'obiettivo di aggregare un crescendo di soggetti sociali e politici per contrastare il fenomeno del gioco patologico. Ogni 30 aprile di ogni anno la Calabria un'ora si fermerà e rifletterà, discuterà, farà il punto sulla situazione, su dove si è arrivato nel contrasto a questa grande piaga, una piaga del 3° millennio. Addirittura si dice che sta mietendo più vittime della droga, una dipendenza gravissima. Attenzione, non dimentichiamo che non è soltanto un fattore economico, di soldi spesi, punto e basta, no? C'è una dipendenza vera e propria, gravi danni alla salute, con tutto quello che ne consegue ovviamente anche sotto il profilo del dramma umano, familiare, oltre ovviamente al danno all'economia, che è un danno gravissimo. Se pensiamo che solo col gioco legale nel 2018 la raccolta è stata di 104 miliardi di euro, stiamo parlando di diverse manovre dello Stato, a ciò aggiungiamo tutto ciò che deriva dal gioco illegale, dal gioco illecito, e le cose sono fatte. Il dato che fa riflettere però che dall'entrata in vigore della normativa regionale a distanza di un anno la maggior parte dei comuni calabresi è in ritardo sull'applicazione delle nuove regole. Mettiamoci in gioco auspica che in occasione del No Slot Day tutti i sindaci della Calabria si impegnino di più per contrastare la ludopatia in modo da ottenere risultati concreti e non meramente formali. Sono questo momento veramente orgoglioso perché dalla Calabria parte un messaggio che stanno riconoscendo tutti ed è un messaggio di legalità. Attenzione, siamo in Calabria, nella terra della più grande holding criminale del mondo, della più potente, quindi benvengono questi messaggi, lo dobbiamo pure a questi bei ragazzi dove la bellezza non è intesa solo in senso fisico, già a vederli giovani, ma di spirito, perché partecipano sempre.
Momenti di tensione questa mattina a Marcellinara, nel Catanzarese, per una rapina a mano armata nella sede di un corriere nella zona industriale. Il bottino sarebbe di circa 80.000 euro. I malviventi si sono dati alla fuga a bordo dell'auto di un dipendente della ditta, in seguito ritrovata a Maida dai carabinieri. Gli uomini ricercati sono 3, uno dei quali avrebbe fatto agli altri 2 da palo. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Tragico incidente stradale questa mattina sulla 2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro. Un 73enne residente in Sicilia ha perso la vita. L'uomo è stato travolto da un autocarro dopo essere sceso dalla sua auto. Sul posto la polizia stradale, in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Allontanato da casa un 52enne cosentino, l'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione ai danni della sorella. A denunciare l'uomo alla polizia è stata la convivente. Gli investigatori hanno accertato che il 52enne minacciava, insultava e umiliava la sorella continuamente chiedendole dei soldi. In diverse circostanze l'avrebbe aggredita fisicamente con calci e pugni, lanciandole addosso degli oggetti, sbattendole la testa contro i mobili, una situazione tale da rendere la vita della donna assolutamente impossibile. Si sono introdotti nella sede di un corriere a Marcellinara e avrebbero portato via dei contanti dandosi alla fuga. Paura questa mattina nel Catanzarese. I malviventi sono scappati su un'auto rubata a un dipendente. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini. Nascondeva 2 pistole, una calibro 7,65 e una calibro 22 più 150 cartucce in lavatrice. Un 61enne di Gerace è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Locri. L'uomo è accusato di ricettazione e detenzione di armi clandestine. Siamo allo sport, domani si torna in campo in Serie B. Il Cosenza ospita il Venezia al Marulle e il Crotone il Benevento. Si sfidano per obiettivi decisamente diversi Crotone e Benevento. I sanniti puntano ancora il secondo posto, mentre i pitagorici la tranquilla salvezza. Al momento l'11 di Stroppa, dopo la vittoria esterna a Venezia, ha allontanato l'incubo retrocessione, ma serve più tranquillità e fare risultato con i giallorossi metterebbe al sicuro da qualsiasi preoccupazione. Faccio una considerazione, per quello che riguarda il Benevento, quello che dovrà fare il Benevento non mi interessa. Con tutto rispetto e senza offesa per nessuno, a me interessa che il Crotone faccia dei punti e probabilmente i punti che potremmo fare domani potrebbero essere determinanti e quindi chiuderla anche in anticipo. Avevo parlato di ultima partita con l'Ascoli, è chiaro che se non porti a casa il risultato domani potremo star qui ancora a soffrire. La squadra di Bucchi invece, dopo il successo nell'anticipo con il Cosenza, spera nel bis con un'altra calabrese, che vorrebbe dire arrivare allo scontro diretto con il Brescia all'ultima giornata con più convinzione. Lo sa bene Stroppa, che predica calma e attenzione. Domani è una finale, bisogna pensare in questo modo e quindi bisogna portare a casa la posta piena, perché la posta piena potrebbe significare qualcosa e quindi tengo conto le parole che ha appena detto, si potrebbe chiudere un certo tipo di discorso. Domani scenderà in campo alle 15 anche il Cosenza, che affronterà al Marulla per l'ultima casalinga stagionale il Venezia, assetato di punti, ma i rossoblù hanno voglia di festeggiare la salvezza raggiunta anzitempo con i propri tifosi, che quest'anno non hanno mai fatto mancare l'affetto e il sostegno alla squadra allenata da mister Braglia. Dopo la partita di Benevento ho detto che sarebbe un peccato non venire a salutare questa squadra, dopo averci accompagnato in tutto il campionato con un numero considerevole di persone. Lasciarci soli nell'ultima giornata sarebbe un peccato. Poi Venezia, se viene qua per cercare di vincere, fa il suo. Siamo noi che dobbiamo cercare di vincere. Noi non dobbiamo assolutamente fare una figuraccia. Noi dobbiamo assolutamente fare il risultato. Io capisco che dopo aver raggiunto una salvezza quasi matematica, perché ancora matematica non lo è,
ci siamo rilassati e tutto, però ora io affido all'intelligenza dei ragazzi di chiudere questa pratica e di far felici le persone che ci verranno a vedere. A Cosenza gli artisti georgiani ospitati nelle residenze artistiche dei Box Art. Ai Box Art di Cosenza si è conclusa la prima residenza artistica del 2019 nel segno dell'internazionalità e della continuità che rafforza il rapporto istituzionale e culturale avviato nel 2018 con la Georgia. Sono 11 gli artisti georgiani, tutti giovani, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, che sono stati ospiti nelle residenze del Lungofiume, dove hanno dato spazio alla loro creatività e forma a progetti e opere che restano in donazione alla città per arricchire ulteriormente il Box Museum del complesso monumentale di San Domenico. Il Box Art come progetto appunto di residenze artistiche internazionali hanno questa vocazione dell'ospitalità e di dare una casa per un periodo seppur breve ad artisti che vogliono esprimere la propria arte in città diverse dal loro abitare, e quindi un rapporto importante tra appunto l'Italia e la Georgia, in questo caso la città di Cosenza e le città di Kutaisi e di Tbilisi. Anche questo nuovo progetto, oltre ad una serie di attività multidisciplinari e di sperimentazione, ha coinvolto direttamente il territorio in una contaminazione culturale che ha spaziato dall'ambiente alle persone, agli usi e alle tradizioni, fino ad arrivare a suggestive interpretazioni artistiche di miti e leggende. Quando abbiamo attraversato la città per la prima volta, abbiamo chiesto alle persone e siamo riusciti a trovare e a scoprire la leggenda di Alarico. This is about the legend of the Alaric treasure. Ci siamo ispirati alla leggenda sul tesoro di Alarico, abbiamo fatto delle ricerche, siamo stati aiutati da alcuni ragazzi in queste ricerche e questo è il risultato di tutto ciò. Il meteo in chiusura. Continua la fase di correnti piuttosto fresche di origine nord-atlantica sul Mediterraneo centrale. Sulla Calabria, ad eccezione della solita variabilità sui versanti tirrenici esposti alle correnti e della parziale copertura nuvolosa pomeridiana sui rilievi, si vedranno spazi soleggiati seppur in un contesto piuttosto fresco per il periodo. Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose ed interne. Saranno possibili sempre nel pomeriggio deboli rovesci su Sila e Pollino. Temperatura senza variazioni di rilievo. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso, tra deboli e moderati meridionali sullo Ionio con mare poco mosso. Deboli direzione variabile sul Golfo di Corigliano con mare quasi calmo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.